Bentornati a Cattoliche dintorni. Sfida a colpi di numeri e formule. È la disfida matematica, la gara organizzata dalla Facoltà di Scienze Matematiche e Fisica che si è svolta venerdì 20 marzo presso il centro sportivo San Filippo. Più di 200 studenti si sono fronteggiati per aggiudicarsi la quinta edizione della gara vinta quest'anno dal liceo Leonardo. A giudicare dalla presenza numerosa degli studenti e dal loro grado di concentrazione, forse non è proprio così vero che la matematica non piace ai giovani. Vediamo insieme questo servizio. Professor Barzocchi, lei è l'anima di questa manifestazione, qual è stata la risposta di quest'anno? Allora, ottima, perché abbiamo 28 squadre, quindi siamo praticamente al massimo, perché il palazzetto ne tiene 32 e anche dal punto di vista della distribuzione sul territorio praticamente meglio non può essere. Sarebbe bello avere un paio di squadre della provincia di Verona proprio per essere, ma in realtà siamo molto contenti, e siamo contenti che dopo 5 anni gli istituti vengono ancora, si vede che si sono trovati bene, che hanno apprezzato la manifestazione, poi vengono agli allenamenti. È diventata per questi istituti una piccola tradizione. Ma allora non è vero che la matematica non piace, vista la risposta? No, secondo me non è vero che la matematica non piace. Il nostro scopo è quello, diciamo, da un lato è duplice, è quello di farla piacere a quelli che già hanno un interesse, una predisposizione, e allo stesso tempo a dire anche a quelli a cui non piace che comunque è una cosa che va rispettata. Non è bello vantarsi di non sapere niente di matematica, purtroppo tanta gente lo fa, e con questo modo dovremmo far capire che è una disciplina come le altre e addirittura può essere giocata come uno sport, perché questo è uno sport. Professor Marco De Giovanni, preside della Facoltà di Scienze Matematiche e Fisica, anche quest'anno, quinto anno consecutivo della disfida matematica, sembra che abbia riscosso notevole successo. Sì, anche quest'anno è andata molto bene, siamo molto contenti. D'altra parte è un passaggio molto importante per tanti motivi. Per noi è strategico vedere qual è il riscontro che c'è nel mondo della scuola, della realtà matematica, della volontà di cimentarsi con queste sfide, perché sono delle sfide in cui bisogna tirar fuori qualcosa di proprio, anche di un pochino creativo. È anche importante, secondo me, per il paese nel suo complesso sapere che ci sono dei ragazzi che credono ancora nello studio, nella capacità di impegnarsi anche duramente, ma per qualcosa di significativo. Lei è anche laureata in matematica, come ci commenta il fatto che molti denunciano il fatto che i nostri studenti non sappiano in modo sufficientemente preparato la matematica? Recentemente sul Corriere anche un premio Nobel denunciava che la crisi attuale dell'economia dipende forse anche dal fatto che ci sia poca competenza in matematica. Sì, o in generale del comparto scientifico. Noi viviamo un grosso problema che è lo scarto tra la punta e la media. Nel senso che a livello di punta noi abbiamo comunque della gente brava, il problema è che la media non è tanto elevata. Ma dove iniziano le difficoltà per gli studenti a capire la matematica? Da che grado di scuola? Ma secondo me anzitutto il problema, ripeto, è culturale, cioè credere che il comparto scientifico è qualcosa di interessante, che dice qualcosa. L'ISU lascia il posto ad Educat, il nuovo servizio per il diritto allo studio dell'Università Cattolica, attivato a partire dal 1° marzo. Ascoltiamo in questa intervista il responsabile Massimo Pesenti cosa cambierà per gli studenti. A partire dal mese di marzo l'ISU ha lasciato il posto all'Educat, l'ente per il diritto allo studio dell'Università Cattolica. Come mai questo cambio, dottor Massimo Pesenti, responsabile dei servizi didattici e accademici?
Fino a poco tempo fa ogni regione gestiva direttamente i fondi che venivano destinati per il diritto allo studio tramite l'ISU, che era l'Istituto regionale per il diritto allo studio. Recentemente ogni regione, in particolare la regione Lombardia, ha deciso di mettere a disposizione questi fondi direttamente dagli atenei. La scelta è finalizzata ad un rapporto più diretto dell'ateneo con gli studenti e con le attività culturali e didattiche che vengono proposte, e quindi per garantire, come dire, che la destinazione di questi fondi sia dal punto di vista qualitativo più monitorata e dal punto di vista anche dell'utilizzo più mirata. L'Università Cattolica, a partire dal 1° marzo del 2009, ha così dato vita a una fondazione che si chiama Educat per il diritto allo studio. Vogliamo ricordare quali sono i principali servizi erogati da Educat? I servizi si rifanno principalmente a quelli che fino agli anni scorsi venivano gestiti dall'ISU. In particolare abbiamo agevolazioni economiche per gli studenti attraverso borse di studio e attraverso rimborsi delle tasse scolastiche. I due criteri che vengono utilizzati sono da una parte il reddito e dall'altra parte invece il merito, cioè la quantità di esami e la media voto degli studenti. Ci sono però ulteriori servizi, per esempio le residenze universitarie. A Brescia abbiamo 3 residenze convenzionate a disposizione dei nostri studenti che provengono non dalla città e che quindi hanno bisogno di soggiornare vicino all'università. Abbiamo inoltre il servizio mensa, che è convenzionato anche qui per i nostri studenti. Possono usufruire di 1 o 2 pasti al giorno. È uscito da poco il bando 2009 di Educat, ci sono delle novità? Sì, innanzitutto il bando prevede una somma abbastanza cospicua a disposizione di queste attività. Si tratta di 100.000 euro, sono suddivisi tra grandi progetti e progetti tradizionali. Si tratta di attività culturali e didattiche, come per esempio seminari, viaggi culturali eccetera, messe a disposizione di studenti e docenti. La novità di quest'anno è che non solo i docenti possono presentare domanda, ma anche le associazioni studentesche possono partecipare all'attribuzione di questi fondi. I nuovi criteri che vengono utilizzati per l'attribuzione di questi fondi sono per esempio la novità del progetto rispetto agli anni precedenti e anche l'internazionalizzazione del progetto, cioè la relazione con i paesi, in particolare i paesi in via di sviluppo. Vi ricordo il sito, l'indirizzo al quale potete trovare il regolamento del bando: www.unicat.it/diritto studio/attività culturali.